buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Un'ondata di cordoglio e di dolore, di commozione ieri per i funerali di Giulia Cecchettin, vittima dell'ex fidanzato Filippo Turetta. 10.000 le persone che sono arrivate a Prato della Valle, 1.150 all'interno della chiesa di Santa Giustina, davvero una folla immensa, non si era mai vista una partecipazione così poderosa come quella che abbiamo registrato ieri a Padova in diretta con le nostre emittenti Rete Veneta, Antenna 3 e Telenord Est, che hanno conseguito i maggiori ascolti rispetto a tutta la concorrenza dell'emittenza locale. Davvero ascolti enormi in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo dato conto di un fatto che dovrebbe segnare, un funerale che dovrebbe segnare uno spartiacque sul fronte della violenza sessuale. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato, che riassume proprio la mattinata di ieri. Vediamo. Sono da poco trascorse le 10:30 quando la bara bianca coperta di rose esce dall'obitorio di via Cornaro a Padova per essere caricata sul carro funebre e raggiungere la basilica di Santa Giustina. È all'obitorio che con compostezza e un dolore che si può leggere nei volti, nei gesti, inizia il lungo addio della famiglia Cecchettin a Giulia. È ora di lasciarti andare, dirà poi papà Gino dal pulpito, quello che Filippo Turetta non è stato capace di fare. Possa trovare quell'amore che Dal mattino il sagrato della Basilica e Prato della Valle sono andati via via riempendosi. Moltissimi gli studenti in una Padova che nella giornata di lutto regionale aveva sospeso le lezioni. Una dopo l'altra le corone di fiori del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di Camera e Senato. Nei banchi delle autorità il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Presidente del Veneto Luca Zaia, dietro a loro una schiera di sindaci con la fascia tricolore. Al suo arrivo il feretro è accolto da un applauso, un abbraccio che fa commuovere il papà di Giulia. Guardate le lacrime di Gino. Restano tutto il tempo stretti in primo banco Cecchettin con i figli Elena e Davide, le mani intrecciate, il capo posato uno sull'altro. Il sorriso di Giulia ci mancherà perché il suo viso ci è divenuto caro, ha detto il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, nella sua omelia, invocando poi il Signore. Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Vogliamo imparare l'amore e vivere nel rispetto reciproco, cercando anzi il bene dell'altro nel dono di noi stessi. Non possiamo più consentire atti di sopraffazione e di abuso. E poi l'unico passaggio esplicito riferito a chi Giulia l'ha uccisa. Chiediamo la pace del cuore anche per Filippo e la sua famiglia. Il nostro cuore cerca tenerezza, comprensione, affetto, amore. La pace del cuore è pace con se stessi, con il proprio corpo, con la propria psiche, con i propri sentimenti, soprattutto quelli che riguardano il senso delle azioni che compiamo e il senso della vita. In molti si avvicinano al banco dei Cecchettin al momento di scambiarsi un segno di pace. Si fa avanti un uomo i cui lineamenti l'Italia ha imparato a conoscere nel 2021. È Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, uccisa da appena 15 anni. Anche lui ha perso sia la moglie, morta a luglio, che la figlia, e stringe il papà di Giulia in un abbraccio vigoroso. Il feretro viene benedetto, quindi ripercorre la navata verso l'uscita. Quando la bara scende la scalinata, gli applausi della piazza, dei 10.000 della piazza, si fanno rumore e chi c'è sfila dalla tasca, dalla borsa o dallo zaino un mazzo di chiavi, tutti insieme a farle tintinnare per lunghi, emozionanti minuti. Non c'erano ai funerali i genitori di Filippo Turetta, era uscita una notizia secondo la quale avrebbero partecipato. Vediamo il titolo
del Gazzettino, vediamo la prima pagina del Gazzettino, assenti al funerale, il sindaco di Torreglia che dice sono sempre più provati, hanno rifiutato l'aiuto dei servizi sociali, 2 famiglie distrutte e un padre. Quando si parla di patriarcato, ci sono i padri, un padre che davanti a una folla immensa con grande dignità, con grande compostezza tiene un discorso memorabile di un padre a una figlia, ma anche un appello agli uomini perché questa spirale della violenza abbia a cessare. Ieri sera in diretta a Focus abbiamo sentito il ministro dell'istruzione Valditara che ha confermato che questo discorso straordinario sarà distribuito e letto in tutte le scuole, così come ha chiesto anche il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Sentiamo i passaggi più importanti delle parole di Gino Cecchettin. Il femminicidio è spesso il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne, vittime proprio di coloro che avrebbero dovuto amarle e invece sono state vessate, costrette a lunghi periodi di abusi fino a perdere completamente la loro libertà, prima di perdere anche la vita. Come può accadere tutto questo? Come è potuto accadere a Giulia? Ci sono tante responsabilità, ma quella educativa ci coinvolge tutti. Ma mi rivolgo per primo agli uomini, perché noi per primi dovremo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Parliamo agli altri maschi che conosciamo, sfidando la cultura che tende a minimizzare la violenza da parte di uomini apparentemente normali. Creiamo nelle nostre famiglie quel clima che favorisce il dialogo, un dialogo sereno perché diventi possibile educare i nostri figli al rispetto della sacralità di ogni persona, ad una sessualità libera da ogni possesso e all'amore vero che cerca solo il bene dell'altro. Chiamarsi fuori, cercare giustificazioni, difendere il patriarcato quando qualcuno ha la forza e la disperazione per chiamarlo col suo nome, trasformare le vittime in bersagli solo perché dicono qualcosa con cui magari non siamo d'accordo, non aiuta ad abbattere le barriere. Alle istituzioni politiche chiedo di mettere da parte le differenze ideologiche per affrontare unitariamente il flagello della violenza di genere. Abbiamo bisogno di leggi e programmi educativi mirati a prevenire la violenza, a proteggere le vittime e a garantire che i colpevoli siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Vi voglio leggere una poesia di Gibran che credo possa dare una reale rappresentazione di come bisognerebbe imparare a vivere. Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l'accettazione di tutto ciò che è stato, sarà e non sarà. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. Cara Giulia, è giunto il momento di lasciarti andare. Salutaci la mamma. Ti penso abbracciata a lei e ho la speranza che strette insieme il vostro amore sia così forte da aiutare Elena, Davide e anche me, non solo a sopravvivere a questa tempesta di dolore che ci ha travolto, ma anche ad imparare a danzare sotto la pioggia. Sì, noi 3 che siamo rimasti vi promettiamo che un po' alla volta impareremo a muovere i passi di danza sotto questa pioggia. Cara Giulia, grazie per questi 22 anni che abbiamo vissuto insieme e per l'immensa tenerezza che ci hai donato. Anch'io ti amo tanto e anche Elena e Davide ti adorano. Io non so pregare, ma so sperare. Ecco, voglio sperare insieme a te e alla mamma. Voglio sperare insieme ad Elena e Davide. E voglio sperare insieme a tutti voi qui presenti. Voglio sperare che tutta questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite. E voglio sperare che un giorno possa germogliare. E voglio sperare che produca il suo frutto di amore, di perdono e di pace. Addio Giulia, amore mio. La forza e il coraggio di un padre che ha parlato davanti ai 10.000 di Prato della Valle, ma anche a milioni di telespettatori, ai 2 milioni di telespettatori incollati sugli teleschermi di Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord Est. Vediamo altri 2 titoli
del Gazzettino. Filippo non vede i funerali in carcere, televisori spenti. È in crisi, dicono dal carcere di Montorio, meglio evitare. Il padre di Giulia: non provo odio per Filippo, ha detto dopo la cerimonia, ma farò di tutto perché riceva la giusta pena. Dopo la cerimonia in Prato della Valle il feretro è stato portato a Saunara, c'è stata una messa privata dove ha parlato anche la sorella di Giulia, Elena. Il feretro di Giulia arriva a Saunara poco prima delle 13. Il cuore di un'intera comunità si fa pesante mentre il sagrato si riempie nel silenzio e nella commozione. Le volontarie del gruppo missionario distribuiscono i nastri rossi. Vogliamo essere vicini a questa famiglia in particolare e a tutte quelle che in passato hanno avuto questo momento così tragico. Siamo tutti quanti straziati dal dolore. Nastri rossi come quelli che si trovano in ogni angolo del paese, sui negozi che abbassano le saracinesche, sugli edifici pubblici, anche all'esterno del cimitero. Dentro la chiesa di San Martino le preghiere accompagnate dal coro e da un piano, fuori l'abbraccio che si fa via via sempre più grande. C'è chi conosce la famiglia Camerotto, chi conserva un ricordo di Monica, la mamma di Giulia, scomparsa poco meno di un anno fa. Signora Monica era amica proprio di mia figlia. E una cosa triste così non si è mai sentita qui nei dintorni. Tocca veramente il cuore. Don Francesco, che ha accompagnato i familiari di Giulia per tutta la giornata, va oltre il conforto e si rivolge direttamente alla ragazza. Le sue sono parole di gratitudine. Tu continuerai a vivere in questa nostra comunità, ti verremo a trovare affinché il tuo volto, la tua presenza possa essere di forza. Vorrei che così dicessimo insieme tutti adesso questa parola: grazie. Ci sono poi i ricordi privati di una maestra di Giulia, di un'amica e della zia, quel sorriso che contagiava tutti, semplice e rasserenante. Con te abbiamo imparato che non può esserci compleanno senza spegnere le candeline, che anche abbracciare gli alberi può dare qualcosa. Volevamo continuare ad abbracciarti e dirti ti vogliamo tanto bene, come una bambina. Ma forse l'unico abbraccio che volevi davvero era quello della tua mamma. Quello di Saunara non è un addio, ma un impegno a non dimenticare. Quando il feretro esce, l'applauso scarica la tensione accumulata in 3 lunghe settimane. Poi ad accompagnare Giulia al cimitero per riposare accanto alla madre Monica è un fiume di persone. Christian Arboit, il servizio di Christian Arboit e poi ieri tutti i nostri inviati, Ilaria Marchiori, Valentina Visentin, Chiara Gaiani, tutti i nostri tecnici con gli zaini per i collegamenti in diretta. Restiamo a Saunara, dove vi dicevo ha parlato in chiesa Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. Poi ci collegheremo con Valentina Visentin da Prato della Valle. Giulia era buona, è la persona migliore che io abbia mai conosciuto. Giulia amava la letteratura inglese, Jane Austen, e voleva andare a vedere la brughiera. Giulia si dimenticava sempre le chiavi e una volta, tentando di scavalcare il cancello per entrare, si è strappata il cappotto e la felpa. Giulia era la mia sorellina, ma era anche la mia sorella maggiore e Giulia mi diceva cosa dovevo fare quando non ero sicura e mi dava sempre ottimi consigli, che molto spesso non mi piacevano perché non erano quello che speravo di sentirmi dire, ma lei era onesta e dava ottimi consigli. Le notti d'estate andavamo in un parchetto vicino a casa e ci stendevamo sulla cesta di corda. Rimanevamo lì ad ondolarci piano, guardando le stelle, sentendoci infinite, con le viti che si conficcavano nella schiena perché forse eravamo un po' troppo grandi per quella cesta, ma non andava bene così. Ora Giulia, in quella cesta ci sto comoda, ma non è più bella senza di te, perché guardo il cielo e ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà di un gelato con la mamma. Prima o poi ci rivedremo, te lo prometto, ma fino a quel momento so che sarai con me e che continuerai a essere il mio angelo custode, perché in fin dei conti lo sei sempre stato. Una folla commossa, ha ascoltato anche le parole di
Elena, adesso andiamo in diretta a Prato della Valle, torniamo lì da Valentina Visentin perché si sta parlando di una statua che potrebbe essere dedicata proprio a questa povera ragazza di 22 anni. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo in Prato della Valle, siamo tornati qui dove ieri c'erano migliaia e migliaia di persone che sono arrivate anche ad occupare l'isola Memmia, tantissimo l'affetto di questa città, ma non solo, alla famiglia Cecchettin, e proprio perché il caso di Giulia ha così scosso profondamente nell'intimo l'opinione pubblica, ma soprattutto le giovani generazioni, ieri durante la Commissione Cultura e Pari Opportunità del Comune di Padova si è discusso della possibilità di dedicare la statua di donna, la tanto richiesta statua di donna da posizionare qui in Prato della Valle o anche nel centro storico di Padova, di dedicarla proprio a Giulia Cecchettin. In ballottaggio c'erano anche i nomi di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima donna laureata nel mondo qui a Padova, che tra le altre cose è sepolta proprio nella Basilica di Santa Giustina, dove ieri si sono svolti i funerali di Giulia, oppure quello di Norma Cossetto, ma il nome di Giulia Cecchettin ieri è risuonato prepotentemente, profondamente all'interno della commissione, tant'è che si sta pensando proprio di creare un'opera, una statua che ricordi Giulia e il suo messaggio. Lo ha proposto l'assessore alla cultura Andrea Colasio, che abbiamo intervistato pochi minuti fa, ricordando come Padova comunque sia stata una città che nella storia aveva già condannato nei secoli scorsi il femminicidio, tant'è che ce n'è traccia proprio a Palazzo della Ragione. Dunque gli sviluppi arriveranno nei prossimi mesi. Intanto io da Prato della Valle vi restituisco la linea e vi lascio con le parole dell'assessore Colasio. Qual è il tema? È evidente che quello che è accaduto in questi ultimi giorni ha provocato una sorta di mobilitazione collettiva, di crescita di sensibilità e di consapevolezza. Io credo che si possa parlare di una generazione Giulia, specie per i giovani ragazzi. Ebbene, parlare di statue e pensare a Giulia è facile immaginare che un qualcosa, un'opera d'arte che possa evocare, ricordare questo processo di mutamento, perché quello che sta accadendo è un fatto positivo. Vi è la presa di consapevolezza da parte di molti uomini, di moltissime donne, che il femminicidio è drammatico ed è un fattore culturale che va affrontato in modo organizzato e debito. Bene, Padova da tempo discute sull'opportunità di realizzare una statua, ma le statue si fanno se hanno un senso compiuto, se raccontano qualcosa di simbolico. Ecco, io credo che una statua o in Prato della Valle o forse meglio in centro storico dedicata a Giulia possa essere un modo con cui la città onora il suo impegno di iniziare con una statuaria di genere. Un processo di modernizzazione che ha un legame con Padova, visto che comunque la città in qualche modo è stata la prima città a riconoscere il femminicidio tantissimi secoli fa. In che modo? Un episodio drammatico, uno stupro da parte di un uomo che riteneva di amare una donna che era sposata, la stuprò e la uccise. Le similitudini sono enormi perché era stato rifiutato. Lui si chiamava Attilio Pavanello, lei era Lucrezia Dondi dell'orologio. Quello che è incredibile, il fatto avviene nel 1654 e come per Giulia si creò in città e a livello di Repubblica Serenissima un vero e proprio dibattito sulla questione. Il Palazzo della Ragione. Nel lato ovest, accanto al monumento a Tito Livio, c'è il monumento a Lucrezia Dondi dell'orologio che ricorda appunto la violenza da lei subita. Capite? C'è un nesso storico simbolico incredibile tra il 1600 e l'oggi. Marce fiaccolate, è accaduto di tutto in queste ultime 2 settimane per ricordare Giulia. Si è passati anche dai silenzi al rumore delle chiavi, alle bandiere a mezz'asta. Vediamo com'era il Veneto in questi giorni. In ricordo di Giulia e di tutte coloro che hanno perso la vita, non una di meno, noi siamo una marea che mai si fermerà. Anche il porto di Venezia unito per commemorare la nostra Giulia.
È il giorno del lutto in Veneto e del rumore in memoria di Giulia Cecchettin. Facciamo rumore, facciamo sentire la nostra voce per Giulia e per tutte le altre ragazze che si trovano nella sua situazione, perché noi dobbiamo essere un punto di riferimento perché possano sempre sentire che qualcuno le può aiutare. C'è chi fa rumore come i portuali al Terminal Porto di Venezia e il Consiglio Comunale di Istrana e c'è chi ha scelto il silenzio. Un minuto di silenzio anche in Consiglio regionale del Veneto perché cessi la violenza e si sconfigga il male che semina dolore e ingiustizie insopportabili e ingiustificabili. Cittadini con il fiocco rosso e bandiera a mezz'asta fuori dai comuni. Lezioni mattutine cancellate all'Università di Padova, uffici comunali chiusi a Vigonovo dove Giulia Cecchettin viveva. Molte le attività economiche che durante le esequie hanno concesso un momento di pausa. Ci siamo fermati per ricordare Giulia, una ragazza che voleva vivere e disegnare. Non è solo un momento di lutto, è anche una presa di coscienza per combattere la violenza di genere. Noi abbiamo collaborato per fare l'abbraccio che sbriciola la violenza, un pane intrecciato di colore arancione proprio contro la violenza e lo diamo ai clienti perché vogliamo sia sostenere i centri antiviolenza, ma vogliamo aumentare la conoscenza del 1522, il numero da chiamare in caso di violenza e stalking. Non chiudetevi in voi stessi se siete in difficoltà, il messaggio che ha dato ieri il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto. Sentiamo le sue parole. Questa storia e purtroppo i femminicidi non sono terminati, ma ci auguriamo che ci possa essere anche una svolta, ecco, rispetto a queste dinamiche che vengono messe in atto. Il messaggio è quello di riconoscere la dignità della persona, di imparare a vivere relazioni che rispettino la libertà, la sensibilità altrui, che non diventino e non degenerino in possedere l'altro, ma nel farlo crescere per ciò che è. Riflessione del vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, che nel giorno del dolore nazionale per Giulia ha voluto affidare ai giovani, ribadendo la necessità di uscire dalla dimensione del possedere, riconoscendo la dignità della persona e imparando a rispettarne libertà e sensibilità. E poi l'invito ad aprirsi e a non aver paura delle proprie fragilità. Ai giovani mi sento di dire: cresciamo nella qualità delle relazioni, non chiudiamoci in relazioni semplicemente di carattere virtuale, cresciamo nelle relazioni personali e soprattutto quando c'è qualche difficoltà non chiudiamoci noi stessi, ma cerchiamo un aiuto. Ai giovani, ecco, rivolgo proprio l'invito di aprirsi con disponibilità, anche cercando aiuto, perché la propria fragilità non è una condanna, anzi è una dimensione da assumere, e credo anche che a partire dalle proprie fragilità che si incontrano nella vita si può crescere in senso buono. Signor Giuliano Brugnotto al microfono di Luisa Bertini. Adesso andiamo in diretta e riprendiamo con la cronaca a Bassano del Grappa, perché i residenti di una zona di Bassano protestano per la presenza, per la possibilità che ci possa essere un'antenna telefonica in mezzo alle case. Sentiamo subito Monica Smiderle. A te, Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. A Bassano si allarga su diversi fronti la guerra alle antenne di telefonia mobile. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato le proteste del quartiere Merlo prima, poi di quartiere San Lazzaro per il posizionamento appunto di nuove antenne. Oggi ci troviamo in quartiere San Vito con il presidente Stefano Monegato. Grazie per essere il nostro ospite. Perché? Perché la vedete alle mie spalle, hanno posizionato in questi giorni una nuova antenna. Cresce dunque la preoccupazione dei cittadini, si tratta di un quartiere molto popoloso, il più popoloso di Bassano del Grappa, cresce la preoccupazione, vi dicevo, e crescono anche le proteste, Presidente.
Sì, diciamo che già nel quartiere insistono già 11 antenne, essendo molto popolosa e anche molto appetibile da parte delle compagnie telefoniche, questo è chiaro. Dopo tutti abbiamo il cellulare, tutti vogliamo il wifi, quindi la tecnologia porta anche delle problematiche connesse. Questa antenna è nata da pochi giorni e sull'onda anche delle altre situazioni che emergono in città, ma non solo, e chiaramente la gente ha anche un po' di preoccupazione. Voi vi siete interfacciati con l'amministrazione comunale, avete chiesto? Sì, appena abbiamo saputo qualcosa abbiamo preso delle informazioni, abbiamo sentito anche l'amministrazione comunale, abbiamo fatto un consiglio di quartiere. Diciamo sinceramente che i margini di manovra sono molto limitati, per le compagnie telefoniche hanno tutte le autorizzazioni dell'ARPAV e di chi deve dare le autorizzazioni, sono tutte a norma e quindi riesce molto difficile a chiunque bloccarle. Si possono chiedere, noi chiederemo all'amministrazione degli aspetti, faremo delle rimostranze all'amministrazione, visto che prende i soldi del canone, di poter fare dei controlli a campione con l'ARPAV per tenere tranquilla la popolazione. Diciamo anche che le emissioni in Italia rispetto all'Europa sono tra le più basse, il limite di 60 volts metro, in Italia abbiamo 6 volts metro, quindi un decimo di quello che ha magari la Germania, l'Austria, Lettonia, Portogallo, Regno Unito, eccetera, eccetera. È anche vero che in questo caso però, Presidente, l'antenna è stata posizionata proprio in mezzo ai condomini, in mezzo alle case. Certo, anche le altre lo sono, questa qui è stata posizionata ex novo. Abbiamo avuto informazioni relative solo all'ultimo momento, quando sono venuti i tecnici a fare i rilievi per posizionarla. Ci sono degli abitanti vicino, diciamo che essendo anche molto densamente popolato il quartiere, non è facile soluzione trovare un altro posto per spostarla eventualmente, ma abbiamo visto come è andato a finire anche in altri quartieri, è stata fatta la raccolta firme che potremo fare anche noi, siamo anche disponibili eventualmente a farlo se i cittadini ce lo chiederanno. L'amministrazione ha fatto una richiesta, in quel caso alla Wind, qui è un'altra compagnia, diciamo, ma alla fine hanno ragione loro, abbiamo le mani molto legate sia come consigli di quartiere e anche come amministrazioni comunali. Quindi, direttore, preoccupazione, proteste, sappiamo che San Lazzaro è partito con una raccolta firme, anche San Vito potrà fare la stessa operazione, ma insomma quel che è il dato è che c'è questa antenna, la vediamo alle nostre spalle, attualmente posizionata in mezzo alle case. Io ringrazio il Presidente Stefano Monegato, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Monica Smiderle. Rivediamo uno dei servizi della nostra redazione bassanese con altre voci di cittadini che protestano. Sentiamo. Non sapevamo niente fino a che si è presentata una ruspa qui sul posto. Pertanto non vedo corretto da parte dell'amministrazione il comportamento, anche se loro dicono abbiamo avvisato il comitato di quartiere. Sappiamo il comitato di quartiere, cos'era, com'è e che fine ha fatto. Abbiamo la discarica, abbiamo il depuratore, abbiamo i zingari fra poco e tutto. E vedremo poi il proseguo però, perché certo non ci fermeremo qui. Nella guerra delle antenne i residenti di San Lazzaro si sentono presi di mira e rispondono al fuoco di installazioni sparato dall'amministrazione comunale con una petizione firmata da oltre 350 cittadini in cui chiedono il cessato il fuoco, chiedono insomma uno stop, una tregua e soprattutto chiedono risposte a chi governa la città. Noi non sapevamo niente fino a che si è presentata una ruspa qui sul posto. Ecco, partiamo da qui. Noi, cioè chi abita a San Lazzaro, non sapevamo niente. Toccato il tasto dolente, la mancata condivisione, il poco dialogo con i cittadini, problemi che in questi anni hanno caratterizzato l'amministrazione Pavan su tutti i fronti, come sottolineato da associazioni, comitati di quartiere, amministratori e bassanesi. Vorrei chiedere all'amministrazione l'impiego dei soldi che l'amministrazione prenderà per l'installazione dell'antenna di San Lazzaro al campo sportivo, che so che circa dovrebbero essere dai 10-12 mila euro all'anno,
che impiego ne farà? Un'antenna, quella del campo sportivo di Via Colombi, a pochi metri dalle scuole e da un luogo dove bambini e ragazzi trascorrono ore e ore a fare sport. E fra poco ne spunterà un'altra lì vicino, in Via Rivette. Insomma, San Lazzaro dice basta, ma... E vedremo poi il proseguo però, perché certo non ci fermeremo qui. Servizio di Alex Giuliano, adesso andiamo a Nove per un fatto di cronaca nera. Prima hanno tentato di rubare in un'abitazione e poi sono fuggiti a tutta velocità fino a schiantarsi, inseguiti dai carabinieri. È successo tra Nove e Rosà, sentiamo. Prima tentano di rubare in un'abitazione, poi all'arrivo dei carabinieri fuggono a folle velocità per 4 chilometri fino a schiantarsi in una scarpata. È successo lunedì sera tra Nove, Cartigliano e Rosà. Alle 18:30 arriva una chiamata alla centrale operativa dei militari dell'Arma della compagnia di Bassano che segnala un tentativo di furto in una casa di Nove. La volante si precipita sul posto e nota un'auto sospetta, un Alfa Romeo Stelvio modello quadrifoglio di colore blu elettrico con targa spagnola. I carabinieri intimano l'ALT, ma la macchina fugge. Ne nasce un inseguimento lungo le strade del Bassanese, a quell'ora trafficate dato l'orario del rientro da lavoro. A Rosà l'auto esce di strada e finisce in una scarpata. Gli occupanti, probabilmente 3 persone, fuggono tra i campi abbandonando il veicolo e dileguandosi nel buio. Dal successivo controllo i carabinieri hanno rinvenuto all'interno del mezzo vario materiale, tra cui una ricetrasmittente, arnesi atti allo scasso, un cellulare. Un periodo, quello prenatalizio, particolarmente delicato sotto il profilo della sicurezza, con l'aumento del numero di furti ai danni di negozi e abitazioni. Proprio per questo i militari dell'Arma hanno predisposto appositi servizi di controllo del territorio con azioni preventive e di contrasto alla criminalità. Vediamo adesso un altro servizio, questa volta da Padova, e la condanna, anzi no, è una storia di insulti ad una arbitra di basket. Sentiamo la nostra redazione di Padova. La dirigenza della squadra di basket Under 17 dei Gunners Cittadella si è scusata con un comunicato ufficiale con la giovane arbitra che domenica scorsa a Camine, durante una partita di campionato, è stata pesantemente insultata da un sostenitore della squadra cittadellese. Insulti sessisti e una frase che ha fatto rabbrividire, meriti di fare la fine di quella di Vigonovo, un chiaro riferimento alla tragica storia di Giulia Cecchettin proprio alla vigilia del suo funerale. L'episodio è stato condannato dalla Federazione regionale della pallacanestro e da tutte le società loro malgrado coinvolte. È un episodio intollerabile e vergognoso. I Cittadella Gunners, dalla società allo staff, dai giocatori ai tifosi, hanno espresso le scuse all'arbitra appena 17enne. L'incidente che ha coinvolto il tifoso, se tale si può definire, è un caso isolato nella storia del tifo Gunners e non rappresenta in alcun modo il nostro modo di supportare i giocatori e di vedere la pallacanestro, ha scritto la società, annunciando anche che sono già state intraprese azioni e provvedimenti esemplari per evitare che incresciosi episodi come questo si ripetano. Sempre da Padova una condanna a 9 anni e 2 mesi di carcere per lo stupratore seriale della stazione. Ritenuto responsabile di 7 episodi di violenza sessuale, assolto invece per un caso di stalking. Alla fine Rayen Vasti, 20enne tunisino, ritenuto essere lo stupratore seriale della stazione di Padova, è stato condannato a 9 anni e 2 mesi di carcere. Lo straniero è stato condannato anche per una violenza sessuale di gruppo commessa con un complice di cui non ha mai confessato il nome. Le violenze sessuali compiute dal 20enne tunisino si sono verificate tutte tra marzo e giugno di quest'anno. Donne palpeggiate e molestate alla fermata del tram o seguite e violentate, come nel caso di una disabile psichica che sotto l'effetto di alcol e droga è stata costretta ad un rapporto sessuale completo, o una donna denudata e abusata in strada a pochi passi dalla stazione. Al tunisino, processato con rito abbreviato, è stata scontata di 1/3 la pena. La Guardia di Finanza in queste ore sta effettuando perquisizioni nella sede dell'Hellas Verona della Serie A, è una delle società coinvolte in un'indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società cartiera. L'inchiesta, ribattezzata Operazione Sirano,
diretta dalla Procura di Reggio Emilia e condotta da Guardia Finanza e Polizia di Stato, vede 26 persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessate anche da perquisizioni e sequestri in varie regioni del nord e centro Italia. Stando a quanto accertato dagli inquirenti, si tratterebbe di una presunta maxi frode fiscale da 10 milioni di euro. E la Guardia di Finanza di Treviso, nell'ambito dell'attività di vigilanza presso l'aeroporto Antonio Canova, ha arrestato un cittadino straniero proveniente da Malta e diretto in Olanda, che doveva scontare una pena definitiva a 6 mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti. Sono stati i finanzieri del gruppo Treviso a rendersi conto che sullo straniero pendeva un provvedimento di condanna definitiva disposto dal Tribunale di Bergamo a tradire il ricercato, partito dalla Valletta, che più volte ha ribadito di essere in Italia solo di passaggio. È stata la fretta di imbarcarsi sul nuovo volo diretto ad Eindhoven, nonostante mancassero ancora alcune ore all'apertura del check-in. Una notte agitata in via Roma, siamo sempre a Padova in questo caso, davanti alla chiesa dei Servi, un 43enne ha aggredito 2 agenti di polizia. Era sdraiato sotto il portico della chiesa dei Servi in via Roma a Padova, la centralissima zona cittadina, al centro in questi mesi di numerose segnalazioni per risse e aggressioni. Gli agenti di una volante della questura lo hanno avvicinato invitandolo ad alzarsi. L'uomo però si è dimostrato subito molto aggressivo nei confronti dei poliziotti, iniziando a urlare e a minacciare gli agenti che hanno cercato di calmarlo. L'uomo, un cittadino sudanese di 43 anni, li ha strattonati cercando di estrarre qualcosa dalla tasca. In seguito gli sarà sequestrato un coltello serramanico. È stato bloccato, ma non ha placato le sue intemperanze, calciando gli agenti e mordendo la mano di uno di loro, causandogli una ferita con una prognosi di 5 giorni. Portato in questura ed identificato, gli sono stati trovati in tasca alcuni grammi di hashish e un secondo coltello. L'uomo è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Allora andiamo adesso in diretta a Treviso con Lucio Zanatto, perché avrete sentito dai nostri telegiornali la questione della del parco di Treviso, della Piani, dove bivaccano tanti migranti. Ne è stato trovato morto uno l'altro giorno. Non sono stati spostati in diverse caserme, ex caserme, alcuni di questi migranti, ma il sindaco Conte vedrà il ministro Piantedosi. Non vorrei aver già detto tutto, Lucio, ma insomma tu hai sicuramente altri dettagli. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Beh, in realtà diciamo che la storia sostanzialmente l'hai già spoilerata, come si dice oggi, no? L'hai già spoilerata tu. Stiamo aspettando il sindaco perché è un attimo qui nella sala giunta, come dire, è stato un attimo bloccato, arriverà immediatamente. Abbiamo già parlato con lui e c'è già qualche novità per quanto riguarda la sistemazione di questi migranti. Però, direttore, so che tu, come dire, hai una bella memoria storica. Mi fa molto pensare questa storia della Piani, perché se vai a vedere nel 91, 92, 93 la storia si ripete, perché la prima ondata di migranti che sono arrivati a lavorare qui nella Marca finivano, dopo aver lavorato nelle nostre aziende, andavano a dormire nelle fabbriche dismesse in mezzo ai topi. Io ricordo di essere andato a fare diversi servizi in tal senso. E dopodiché cosa è successo? Che la soluzione l'hanno trovata le aziende, nel senso che se io ho una persona che lavora per me è chiaro che poi devo cercare in qualche maniera di agevolarla, altrimenti mi torna nel posto di lavoro che non è nelle perfette condizioni di lavoro. E sostanzialmente questa la soluzione che ci anticiperà il sindaco. Certo, si cercherà di trovare una soluzione per queste persone, però la vera soluzione è quella che è stata già adottata, e te lo ricorderai, direttore, con Confindustria Treviso. Ad Osson sono stati costruiti tutta una serie di appartamenti che ancora adesso vengono utilizzati, adesso sono in carico al comune di Caser. Questo sostanzialmente è il tema
tema. A Milano credo che ai tuoi tempi la situazione fosse sostanzialmente uguale. Mi pare che dove c'era la Caproni dormissero diversi stranieri che peraltro cercavano di lavorare, mi pare, non solo nelle fabbriche ma anche in tantissimi ristoranti del centro di Milano. Non so se lo ricordi. Dopo la morte del migrante indiano e poi magari se tu riesci, non so se riesci a trovare il sindaco nei meandri del municipio. Sì, guarda, noi stiamo aspettando perché devo dirti la verità una cosa, ho visto passare Adriano Panatta qui e quindi c'è qualcosa che si sta muovendo, hai capito? Allora, e quindi... vabbè, allora tu che sei un vecchio segugio, secondo me tirerai fuori qualche notizia anche su un grande campione del tennis che ha un centro sportivo di eccellenza a Treviso e che è stato il cronista, il telecronista, tra i telecronisti proprio della splendida vittoria alla Coppa Davis con il trionfo di Sinner, eccetera. Lucio, allora io mando il servizio e vediamo se riesci a trovare il sindaco, altrimenti poi vabbè, andiamo avanti e poi ci vediamo dopo. Mando il servizio, vediamo. Dateci la libertà, dateci una casa. È questo il grido con cui una rappresentanza delle persone immigrate che si trovano costrette a dormire al freddo con allestimenti di fortuna nel parcheggio dell'area Piani a Treviso ha voluto farsi sentire davanti alla prefettura. Alcune di loro hanno un lavoro ma non riescono ad entrare nei sistemi di accoglienza a causa della burocrazia. Tra queste anche Mandip Singh, 32 anni, di origini indiane, da poco più di una settimana in città, morto venerdì sera per cause ancora da accertare, probabilmente un infarto. Mandip era una delle 22 persone che attualmente vivono nell'area Piani, tra loro anche Nasir. Vivo nel parcheggio perché non ho nessun altro posto dove vivere, non un rifugio, non un tetto. Oggi siamo qui per chiedere che la burocrazia ci dia la possibilità di avere i nostri documenti, ma siamo qui soprattutto per chiedere giustizia per Mandip, per chiedere che ci venga dato un tetto. Un presidio in Piazza dei Signori organizzato dall'associazione Caminantes per sostenere le persone che ormai da 5 mesi vivono in quelle condizioni. Siamo qui questa mattina perché chiediamo che immediatamente queste persone vengano inserite in un centro di accoglienza. Non si tratta più di un'emergenza, ma da anni continuiamo a ripeterlo. Non è un'emergenza e le istituzioni si devono prendere carico delle persone che arrivano per dare loro un futuro degno, una prima accoglienza degna e un futuro che sia degno di questo nome. Presenti in piazza anche esponenti delle opposizioni, da Luigi Calesso di Coalizione Civica a Carlotta Bazza e Marco Zabai del PD. L'ultimo Consiglio Comunale giustamente si è parlato molto di umanità rispetto alla gestione degli sfratti, rispetto alla gestione dell'emergenza abitativa. Ecco, siamo sotto Natale, se non esprimiamo umanità tutte quante le parti prendendosi le proprie responsabilità, dando una casa a chi letteralmente sta dormendo al freddo, noi non facciamo assolutamente il nostro compito. Per cui è chiaro che io invito l'amministrazione comunale a prendersi le sue responsabilità, ad agire immediatamente, a trovare insieme alla prefettura e insieme alle altre istituzioni una soluzione immediata. Allora torniamo a Treviso in comune perché vedo con Lucio Zanato il sindaco Mario Conte. A te Lucio. Sì, allora torniamo subito a parlare del tema immigranti, ma siccome vi avevo lasciato con la notizia che qui a Casugano è passato Adriano Panatta, mi sembra giusto sentire dal sindaco che cosa vi siete detti. Sì, intanto Adriano è un amico, però volevo approfittare di questo momento per ringraziarlo perché a fronte di quello che è successo, proprio ieri abbiamo dato l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin e devo dire che Adriano, che dimostra ancora una volta grande sensibilità nei confronti di questo tema, ha voluto mettere a disposizione la sua figura, la sua immagine e anche la sua struttura per fare insieme al Comune un progetto legato alla prevenzione e quindi poi ve ne parleremo in modo dettagliato, però anche Adriano scende in campo questa volta non per vincere la Coppa Davis come ha fatto Sinner, ma per proteggere le donne ed educare gli uomini. Ecco, abbiamo già spoilerato qualcosa, vedi direttore, bisogna stare sempre qui perché c'è sempre qualche novità. Torniamo invece al tema migranti, che lavorano e che però muoiono di freddo alla Piani. Che soluzione? Sì, c'è un tema legato allo sfruttamento di queste persone che quando servono vengono utilizzate soprattutto
nei campi per i lavori agricoli e poi quando non servono vengono abbandonate al loro destino. Allora io credo che le regole vadano un po' riscritte, perché se è vero che da una parte c'è un grande bisogno di manodopera, è altrettanto vero che coloro che utilizzano questa manodopera e usano queste persone che oggi sono nel nostro paese devono quantomeno garantire un tetto dove poter passare quel tempo fuori dall'orario lavorativo in modo assolutamente dignitoso, perché se da una parte lavorano e dall'altra i costi poi dell'ospitalità devono ricadere sull'intera comunità, francamente non lo trovo giusto, ma non lo trovo nemmeno attuabile viste le difficoltà da un punto di vista sociale che i comuni stanno vivendo, no? Tant'è che ieri 40 persone sono state accompagnate dal parcheggio pubblico, quindi 40 persone dormivano alla ghiaccio in un parcheggio pubblico, sono state accompagnate su dei centri di accoglienza in provincia di Treviso, accoglienti e caldi. Però capite che questo sistema non può andare avanti così, perché ieri parlavamo di 40 persone, ma non so dirvi se oggi ne sono arrivate altre, se domani ne arriveranno altre ancora. Quindi coloro che utilizzano questa manodopera devono anche garantire un'accoglienza dignitosa. Lei però parlava anche di racket all'interno del dormitorio, fra virgolette, a Piani. Ma non so dirvi se è vero e proprio racket, però qualcosa di strano succede. Se 40 persone si spostano, nel giro di poche ore ne arrivano altre 40, come se ci fosse qualcuno che organizza questo spostamento di esseri umani da una questura, da una città all'altra. Quindi è evidente che ci sono dei cordoni che vanno tagliati per mettere la parola fine a questi flussi. Vi faccio l'esempio: la persona che purtroppo e con grande dolore è venuta a mancare non arrivava dai confini del Friuli, ma arrivava dal Piemonte, aveva un contratto di lavoro e aveva il permesso di soggiorno. Quindi capite che c'è qualcosa di strano sul fatto che abbia addirittura rinunciato a un'ospitalità familiare, perché aveva la sorella che viveva in Italia che poteva ospitare, per passare dei giorni in attesa di non so cosa qui a Treviso in un parcheggio pubblico. C'è qualcosa che va chiarito da parte delle istituzioni. Però bisognerebbe anche, come dire, ricordare un po' la storia, perché mi pare di capire che è una storia che si ripete. Nel 91 sostanzialmente la situazione era la stessa, con i primi migranti che dormivano nelle fabbriche. Abdallah Khazagi, che lei conosce molto bene, io l'ho incontrato in mezzo ai ruderi vicino a quello che era la Piani. Sì, il salto culturale forse è quello di non chiamarla più emergenza, ma ormai è un elemento costante che a volte si manifesta con dei numeri più importanti, a volte meno importanti, però abbiamo visto che nel tempo questo flusso di persone continua. È evidente che il Paese non si è ancora strutturato per garantire un livello di accoglienza dignitoso, è altrettanto vero che le istituzioni da sole non possono fare molto. Io torno al concetto di prima, rimango dell'idea che coloro che hanno bisogno di manodopera devono anche garantire un posto letto. Direttore, se hai domande? No, chiedi solo al sindaco se con Adriano Panatta hanno parlato di corsi di autodifesa per le donne. Esatto, il direttore che ne sa più ancora di noi. Allora avete parlato anche di corsi di autodifesa per le donne? Beh, nel percorso di educazione agli uomini e protezione delle donne potrebbe inserirsi anche un corso di autodifesa per le donne, però gli elementi sono davvero tanti, è una questione culturale che deve partire fin da piccoli, ma deve vedere interessati tutti, a tutte le età, perché la violenza di genere non si manifesta soltanto con le botte fisiche, ma si manifesta molte volte anche con delle parole, con delle frasi dette in modo inopportuno. Ecco, ne approfitto, direttore, perché so che anche tu oggi hai percorso il PUT e ti sei accorto che alcuni semafori erano spenti. Siccome ci sono arrivate diverse segnalazioni in redazione, sentiamo la risposta del sindaco, poi credo che ci sia un'altra domanda. Sì, siamo alle prese con la sostituzione di alcune centraline. Una è stata, un semaforo è stato abbattuto da una donna che purtroppo ha perso il controllo della propria autovettura, e contiamo nel giro di 7-10 giorni di ripristinare il servizio in modo corretto. E poi approfitto di questo spazio per avvisare tutte quelle persone, in particolare quelle anziane, che in questi giorni mi hanno segnalato il temporizzatore del verde pedonale, che mi segnalano essere troppo corto, e lo stiamo riprogrammando insieme alla polizia locale, che approfitto per ringraziare per il grande lavoro che svolge. Ma è vero che avete problemi di pezzi di ricambio perché tutto arriva dalla Cina? Come i nostri cittadini hanno difficoltà a
reperire i pezzi di ricambio digitali per i propri elettrodomestici che arrivano dalla Cina, anche il comune si trova nella difficoltà di reperire per esempio le schede madre degli impianti semaforici che anche in questo caso, ahimè, arrivano dalla Cina. E anche qui lancio un appello alla politica: ricominciamo a produrci gli elementi di ricambio, così facciamo muovere l'economia nazionale. Mi sembra che di cose abbiamo dette qui da Casugana. A te, direttore. Grazie molto, e grazie al Sindaco. Oggi è un tour de force perché è stato anche a Sveglia Veneti da Mirella, insomma continuiamo a tormentarlo e quindi gli siamo molto riconoscenti per le notizie che ci dà. Grazie Lucio, grazie al Sindaco di Treviso Mario Conte. Andiamo in diretta adesso a Venezia perché c'è il piano casa del Comune di Venezia, ci dice tutto con i suoi ospiti Filippo Fois. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo nella sede del Comune di Venezia, a Ca' Farsetti, accanto a me li vedete due assessori della Giunta Brugnaro, Michele Zuin, che è assessore al bilancio del Comune di Venezia, e Simone Venturini, assessore alla coesione sociale. Ben due assessori perché quello che si presenta oggi è veramente un piano molto importante, il piano casa 2024-2026, che è contenuto nel bilancio di previsione che in questi giorni è all'approvazione del Consiglio Comunale. Prima di entrare poi nel dettaglio delle case, io le chiederei, Zuin, sulla copertura finanziaria, perché si tratta di un impegno economicamente rilevante per il Comune. Allora, sicuramente una cosa che possiamo fare è quello che caratterizza soprattutto questo bilancio 2024-2026, perché è un piano che per 3 anni darà la possibilità di rivedere completamente tutto quanto il piano delle case pubbliche di edilizia chiaramente residenziale. E ce lo possiamo permettere perché lo facciamo con fondi veri, nel senso che sono risorse che effettivamente riusciamo ad impiegare, e chiaramente c'è la possibilità di farlo grazie a quello che siamo riusciti a fare negli anni passati. Non è una cosa nuova, cioè noi l'impegno lo abbiamo dal 2015, questi ultimi 3 anni però, come dirà poi il collega, sono caratterizzati proprio da un rivedere proprio e mettere a posto un po' tutto il patrimonio pubblico residenziale. Ecco, perché proprio qua la novità è proprio in questo fatto che verrà aggredito per così dire tutto il patrimonio pubblico residenziale del Comune di Venezia, quindi di quanti appartamenti stiamo parlando? In questi anni il Comune ha lavorato per sistemare quante più case possibili e assegnarle a famiglie, giovani coppie e persone bisognose. Residuano 500 appartamenti che sono anche particolarmente abbandonati, nel senso che erano molti anni su cui non si interveniva come manutenzione, in alcuni casi decenni, che sono rimasti lì. Oggi con questo finanziamento si parla di circa 30 milioni sui prossimi 3 anni, sono cifre molto importanti. Interverremo per restaurare completamente tutte le case sfitte del Comune di Venezia. Da qui al 2026 partiranno 500 diversi cantieri in 500 diversi appartamenti, con l'obiettivo di consegnare entro il 2026 questi cantieri alla città affinché assegni queste case. È evidentemente un piano casa che non ha precedenti nella storia del Comune di Venezia. È il piano più ambizioso e più importante degli ultimi 30 anni almeno. Ecco, ricordiamo naturalmente noi parliamo di Venezia, si tratta del Comune di Venezia, per cui anche nelle municipalità di Terraferma, da Mestre Carpenedo a Favaro Veneto, a Chirignago Zelarino e Marghera, tutte sono coinvolte. Abbiamo detto un impegno importante dal punto di vista economico, assessore, però lei ha sempre fatto, diciamo, una bandiera del fatto che i conti sono stati rimessi a posto qui. Chiaro, ed è proprio per questo noi abbiamo focalizzato, senza tagliare nessun altro servizio da nessuna parte, abbiamo però focalizzato le nostre risorse soprattutto su questo piano casa. Riusciamo a far questo perché appunto i conti sono in ordine. Ricordo che riusciamo in questi anni ad assorbire i maggiori costi dell'energia elettrica, perché come tutte le famiglie anche il Comune è molto colpito dagli aumenti di gas, energia elettrica, sono quasi 10 milioni in più all'anno, oltre a tutto quanto l'inflazione in più, che come ogni famiglia noi compriamo beni e servizi, per cui anche questo è colpito, anche il Comune è colpito da questo fenomeno. Nonostante questo, avendo messo i conti in ordine e potendo affrontare sia le emergenze, sia come in questo caso invece un vero e proprio piano di investimento, lo riusciamo a fare perché i conti sono stati messi in ordine negli anni precedenti.
Ecco, l'ultima cosa che dobbiamo dire ai nostri telespettatori è che magari qualcuno può dire ma come quelle case non le hanno toccate? Non sono tutte del comune, c'è un patrimonio pubblico che è della regione e un altro che è del comune. Sì, funziona così, il comune ha 5.300 case nel comune di Venezia e con questo noi interverremo su quelle ancora vuote, sono circa 500 appunto, e poi c'è l'Ater che ha un numero maggiore di case e anche un maggior numero di case sfitte, dipende dalla regione ed è un altro completamente parrocchia. Le case dell'Ater una volta restaurate vengono messe in disponibilità e sulla graduatoria che il comune fa col bando ERP vengono poi assegnate, quindi quando si vede una casa pubblica vuota bisogna capire a chi rivolgersi, se è del comune o è dell'Ater per la segnalazione eventualmente. Noi stiamo facendo i compiti per casa come comune di Venezia, crediamo che sia giunto il tempo anche di mettere mano alla normativa intorno alla casa pubblica come è concepita, non è una vincita alla lotteria in cui se uno vince a posto a vita e ci mette anche i nipoti per i prossimi 45 anni, dovrebbe essere una situazione temporanea in cui uno che ha bisogno entra nella dimensione della casa pubblica ma appena può la lascia a qualcun altro, tenendola bene, rispettando i diritti e i doveri. Su questo stiamo facendo un gran lavoro anche per controllare. C'è molto controllo da fare e abbiamo messo a punto un sistema informatico nuovo per controllare i furbetti, gestire le manutenzioni e intervenire anche sul tema delle morosità. Grazie all'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia Simone Venturini, l'assessore al bilancio Michele Zuin, e per ora da Venezia è tutto, restituiamo la linea. Grazie molte Filippo, a te e ad Alberto Pivetta l'operatore. Adesso andiamo avanti con la cronaca nera. A Mestre un giallo, la morte di una 17enne di origini cinesi precipitata dal balcone di casa. Resta avvolta nel mistero la morte della studentessa 17enne di origini cinesi precipitata dal quarto piano del balcone di casa a Mestre lunedì 4 dicembre intorno alle 18 in via Gozzi, poco distante dalla stazione ferroviaria. La polizia scientifica, oltre ad aver acquisito le immagini della telecamera di videosorveglianza della tabaccheria del condominio che ha ripreso la tragica caduta, sta continuando ad ascoltare le testimonianze di quanti hanno assistito all'accaduto. Secondo quanto raccolto, la 17enne non avrebbe avuto problemi con la scuola. I vicini parlano di una famiglia ben inserita con il tessuto sociale della zona e residente qui a Mestre da anni. Alcuni raccontano che prima di vedere la ragazzina precipitare dal balcone di casa avrebbero sentito una violenta lite scandita dalle voci di due donne, si ipotizza fossero quelle della stessa 17enne e della mamma. Poi il nulla, il silenzio, rotto soltanto dal tonfo del violento impatto. Indagini in corso. Servizio di Anna Maria Parisi, in regia in questa edizione di Focus TG ci sono Tony Esposito e Italo Morao con Nadia Brazzo. Andiamo in pubblicità 2 minuti e torniamo subito con voi. Avete sentito le conseguenze dell'immigrazione non controllata, non sufficientemente controllata e filtrata. I migranti arrivano nel nostro paese, si ritrovano senza lavoro, senza una casa, dormono all'addiaccio, all'Appiani, adesso il sindaco ne sposta 40, poi ne arrivano altri 40 e dove potrà metterli quando tutti i posti saranno, quei pochi posti disponibili saranno occupati? A Trieste una situazione analoga in quello che si chiama il Silos, dove i migranti bivaccano e trovano un riparo ma dormono all'addiaccio. Per riscaldarsi vengono addirittura staccati i pezzi della tettoia in legno che sono usati come combustibili. Vediamo. Assi di legno rimosse dal tetto e utilizzate per accendere un fuoco. La rischiosa scalata su un'impalcatura in condizioni precarie per avere un combustibile, un fuoco necessario per cucinare e riscaldarsi. Questo è altro all'interno di un silos la cui situazione interna sta sensibilmente peggiorando. Già nei mesi scorsi Tele4 aveva documentato la baraccopoli interna alla struttura. Oggi, in occasione di un sopralluogo nel contesto della commissione consigliare sulla trasparenza, il colpo d'occhio è stato palese. Se già a fine estate era presente un degrado assoluto, con la tendopoli, rifiuti di ogni tipo sparsi ovunque, topi e cattivi odori, oggi si devono praticamente aggiungere 2 mesi di ulteriori rifiuti, bivacchi, pantigane, una situazione igienica inverosimile, nonché altre persone in più.
ed è presto intuibile quale sia l'emergenza umanitaria e sanitaria di cui è impregnato quel luogo. Il tour della commissione, orientata dal giornalista del Piccolo Giampaolo Sarti, che conosce bene quelle dinamiche, ha lasciato a bocca aperta gli stessi consiglieri. Al piano terra persiste una distesa di tende, i migranti vanno e vengono portando cibo e vestiti. Ora che le temperature si fanno più rigide sono frequenti i fuochi accesi per riscaldarsi e cucinare, fuochi alimentati dalle assi del tetto, recuperate con pericolo da chi si mette a scalare l'impalcatura alla presente. La puzza di bruciato che intasa l'aria, un odore che ricorda lo smog generato da un'auto diesel, è solo uno degli aspetti che rendono nauseante la permanenza dentro il silos, per non parlare della fanghiglia, dei rifiuti, degli insetti, dei topi. La pioggia e il freddo incorniciano uno scenario del tutto degradante. Gli spazi sono immensi e numerosissimi sono gli inquilini abusivi di questo posto, qualche centinaia, praticamente tutti uomini. Gente dal Pakistan, dall'Afghanistan, dal Nepal e molti altri paesi dell'Asia minore o del Nord Africa. Un luogo che diventa mondo a sé e che la politica, così come dichiarato dal presidente della Commissione Trasparenza Alberto Pasino, non può lasciare da parte. La nostra città non può risolvere tutti i problemi connessi all'immigrazione. Ci sono molte risposte che non possono essere date dall'amministrazione cittadina, però alcune sì, e confidiamo che l'accesso odierno abbia aperto gli occhi di tutti, come li ha aperti a me, e presto arrivino soluzioni, perché la nostra città non può accettare di ospitare le persone in uno slam. E in questo auspichiamo che tutta la politica sia unita accanto al sindaco per dare una risposta che dia dignità alle persone, come ci è stato giustamente segnalato dalla nostra Chiesa. Servizio di Bernardo Gulotta della nostra redazione triestina Tele4 e dopo aver fatto questa visita i consiglieri sono andati a trovare il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che ha ribadito il suo no ai centri di accoglienza. Vediamo. Ho messo 290 euro al giorno all'albergo Sonia, a 290, neanche io non vado a 290 euro al giorno quando vado in albergo. Scusa Roberto, scusa Presidente, ho messo a 290 euro al giorno per 5 giorni dei minori stranieri all'albergo Sonia, pronto a sottoscrivere quello che sto dicendo. Il sindaco Di Piazza ha ribadito il suo no ai ipotetici centri di accoglienza migranti a Trieste, rimarcando con forza che gli stessi devono essere trasferiti in altri territori perché la situazione nel capoluogo è al collasso. Dopo il tour all'interno del silos, i consiglieri che hanno preso parte alla Commissione Trasparenza si sono ritrovati in aula assieme a Di Piazza per chiudere i lavori consiliari. Gli eletti che hanno preso parte oggi al sopralluogo, oltre a Pasino di Pontofranco, erano Barbo del Partito Democratico, Richetti del Movimento 5 Stelle, Cacovic di Adesso Trieste, Cason del gruppo misto di maggioranza e Mirko Martini di Noi Moderati. La richiesta al primo cittadino da parte della minoranza è quello di intervenire per la questione legata alla sicurezza e all'igiene. Cosa possiamo fare? Io credo che di questo dobbiamo preoccuparci più che scontrarci su come gestire i flussi, che è una cosa che impatta sul forse medio e lungo termine. Oggi noi ci sono queste persone, cosa facciamo? Io non posso impegnarmi, se ho 440 minori, andarmi a cercare, chiedo scusa, prego Sindaco, quelli che sono al silo, ma perché non ce la facciamo sotto nessun tipo, nessuna intenzione di farlo. Mi occupo dei minori perché per legge sapete come funziona, arrivano al confine, c'è il comandante della polizia al confine che fa pronto, ho 10 minori e ce li dà in carico. Sì. Avete visto che hanno dormito 5 nel comune di Bonrupino in sala del Consiglio col Presidente del Consiglio e dopo il giorno dopo se ne sono andati. Il silos, ha ricordato il sindaco, è oggetto di una possibile riqualificazione radicale qualora il progetto degli investitori interessati andrà a buon fine dopo i passaggi in soprintendenza in questi giorni e tutte le altre pratiche burocratiche. Ho ricevuto questa delegazione di proprietari dell'immobile che vanno a capo ovviamente alla COF e naturalmente i progettisti che volevano che io andassi con loro dalla sovrintendenza, avvocato, però ho detto no, andate voi, e mi sembra che alle 5 o 6 hanno appuntamento con la sovrintendenza per esporre un progetto che io ho già visto. Lasciamo Trieste, torniamo in Veneto, andiamo ad Arzignano dove sono stati rintracciati grazie alle telecamere di videosorveglianza i vandali che hanno danneggiato
le vetrate della parrocchia. Vediamo. Scoperti 3 giovani che hanno vandalizzato la chiesa di San Giovanni Battista a Villaggio Giardino ad Arzignano nella serata di martedì 14 novembre, quando le vetrate della chiesa erano state colpite da grosse pietre per un danno di 2.500 euro. La parrocchia aveva sporto denuncia e fornito alla polizia locale le immagini dell'episodio ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Videosorveglianza e attività di indagine hanno portato all'individuazione dei responsabili che saranno segnalati al Tribunale per i minori di Venezia per il reato di danneggiamento aggravato in concorso. Grazie a un sofisticato sistema di telecamere diffuso in tutto il territorio e nello specifico grazie al progetto Parrocchie Sicure che abbiamo voluto qualche anno fa, siamo riusciti a tracciare e a individuare i 3 colpevoli che in questo caso sono dei minorenni. E infine un ringraziamento alla polizia locale perché è vero che ci sono le telecamere, ma è importante sapere che dietro c'è un lavoro molto importante, complesso e professionale per riuscire a trasformare le immagini in indagini che possano trovare i responsabili di vari eventi. Tanti giornali oggi, tutti i giornali hanno in prima pagina i funerali di Giulia Cecchettin. Vedete l'abbraccio tra 2 padri che si sono visti uccidere le figlie, ne abbiamo parlato ieri a lungo, l'abbraccio tra Gino Cecchettin e Vincenzo Gualzetti che aveva perso Chiara a 15 anni nel 2021. Ma sentiamo anche cosa ha detto Gino Cecchettin poco fa in una intervista di Storie Italiane. Sentiamo cosa ha detto riguardo al perdono di Filippo Turetta. Non lo so. Un conto è non provare rabbia, un conto è non provare ira, il perdono è un passo ulteriore. Sarà difficile, neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. E quindi è una cosa veramente difficile. Non lo so. Gli vorresti dire qualcosa? A Filippo? Sì. Spero solo si renda conto di quello che ha fatto e magari un giorno possa dare lui dei messaggi ad altre persone che potrebbero avere la stessa difficoltà. Ai genitori di Filippo? Ai genitori di Filippo do un grande abbraccio, perché come dicevo ieri, forse io ritornerò a danzare sotto la pioggia, quindi a fare un sorriso, loro faranno molta più fatica, quindi hanno tutta la mia comprensione, il mio sostegno. Questo era Gino Cecchettin, un'ora fa intervistato da Storia Italiana, programma della RAI. Torniamo a ieri allo sciopero dei medici e degli infermieri. È stata una giornata di protesta, hanno manifestato a Venezia per denunciare lo stato di crisi della sanità pubblica. Vediamo. Un giorno di sciopero, un giorno in cui si ferma la sanità per non doverla fermare per sempre. La sanità si ferma oggi per non fermarsi per sempre. È un urlo d'allarme, una richiesta d'aiuto e un appello accorato alla politica, ma anche una chiamata ad una presa di coscienza collettiva dello stato di crisi in cui versa la sanità pubblica, quello che si leva da medici e infermieri veneti, dalla ULSS 7 Pedemontana alla ULSS 3 Serenissima, da Padova a Treviso, dalle montagne bellunesi alle pianure rodigine. Un intero settore si mobilita per far sentire la propria voce, manifestando a Venezia davanti al Palazzo Grandi Stazioni della Regione per poi spostarsi in prefettura. Il rispetto degli infermieri passa attraverso il rispetto economico, il rispetto normativo, il rispetto nella sicurezza dei luoghi di lavoro, dato che le aggressioni sono sempre più frequenti e sempre più importanti. Le sempre più frequenti aggressioni in corsia o al pronto soccorso sono causate, secondo infermieri e medici, anche dall'ansia e dall'esasperazione di pazienti che si sentono lasciati in balia di se stessi, trascurati da un personale sanitario che invece sta facendo i salti mortali per colmare le carenze di organico. Lo stipendio mediamente è sui 1.500-1.600 di stipendio, anche se si riesce a guadagnare
guadagnare facendo purtroppo un lavoro in più, che comunque noi la chiamiamo un lavoro di spremitura ulteriore del lavoro, quali lo straordinario, sono molto tassati, per cui lo stipendio rimane sempre basso. Secondo le prime stime, lo sciopero di medici e infermieri si attesterebbe in media attorno al 70%. Frustrazione e delusione sono fortissimi in entrambe le categorie. Promesse vane mai mantenute, carenza di personale, carenza di risorse economiche, tagli sulle pensioni, il personale che se ne va perché trova molto meglio lavorare nel privato. Noi continuiamo a lavorare e teniamo duro per il momento, ma siamo sempre più in difficoltà e questa la gente la deve sapere. Si lamentano anche gli agricoltori che vedono calare i prezzi della frutta e della verdura, ma a loro in tasca resta sempre molto poco. Sentiamo un altro servizio da Padova. L'inflazione frena a certificarlo i dati Istat di novembre. Una buona notizia per i consumatori, per gli imprenditori agricoli però lo scenario che si profila è preoccupante. In questi mesi di rialzo, infatti, non sono aumentati i prezzi ai produttori. Alcuni casi sono eclatanti, sottolinea la CIA, l'associazione di categoria. Cavolo Cappuccio e Verze, entrambi vengono pagati agli agricoltori 30 centesimi di euro al chilo, per finire però sugli scaffali della grande distribuzione a quasi 2 euro al chilo. L'Istat ha certificato una riduzione nell'aumento dei costi per i beni al consumatore. Agli agricoltori però rimane sempre tra il 10 e il 15% del prodotto finale, una situazione che non può continuare. L'agricoltura ha bisogno di sostegno, ha bisogno di poter sopravvivere. Noi svolgiamo un ruolo importante per tutta la comunità rispetto alla situazione idrogeologica, rispetto al paesaggio e rispetto alla produzione primaria che contraddistingue il nostro Made in Italy. Sempre di più chiediamo soluzioni da parte del governo e la possibilità di continuare uno storico lavoro che è anche portatore di cultura, di tradizioni e che fa bello il nostro paese. Un accordo tra aziende e sindacati all'Essilor Luxottica, siamo sempre nel bellunese per la precisione, ad Agordo, che fa parlare molto perché si tratta di una settimana corta di 4 giorni. Sentiamo di cosa si tratta. Chi è felice lavora meglio, lo sosteneva Leonardo Del Vecchio. Il suo, più che un motto, era un vero e proprio stile di vita applicato nelle aziende del gruppo Essilor Luxottica, fra i primi a siglare con i sindacati piattaforme di welfare lungimiranti. Oltre all'innalzamento costante della qualità dei propri prodotti, Essilor Luxottica ha investito sulla professionalità dei propri dipendenti, il cui impegno è la chiave di volta della storia di successo iniziata da Del Vecchio e che oggi il nuovo management vuole che continui. L'accordo sottoscritto lo scorso 30 novembre fra il gruppo e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali è destinato a regime ai quasi 15.000 dipendenti degli stabilimenti italiani del gruppo, e a far notizia è stata l'introduzione a partire dal prossimo 1 gennaio della settimana corta. Ci siamo arrivati perché da tempo come organizzazioni sindacali stiamo registrando un'esplosione del tema della conciliazione e un bisogno da parte delle persone di tempo libero, tempo di vita, quindi non solo conciliazione ma equilibrio tra la vita lavorativa e la vita privata. Un confronto durato quasi un anno, già attestato dagli impiegati del gruppo nei mesi di giugno e luglio. I dipendenti potranno godere di 20 giorni di ferie, 6 di permessi a cui si vanno ad aggiungere 20 venerdì liberi durante l'anno, corrispondenti a 20 settimane in cui si lavorerà fino al giovedì sera con retribuzione piena, adesione volontaria e una sperimentazione che interesserà subito 1.000 lavoratori. In 3 anni 8.000 e a regime i quasi 15.000 dipendenti delle fabbriche italiane. Ma, ed è questa la domanda insistente di queste ore, sarà tutto oro quel che luccica? L'azienda si prefigge l'obiettivo di ridurre l'assenteismo, che è uno dei temi che pesa sull'efficienza, e di aumentare efficienza e produttività. Quindi persone più contente, persone che quando lavorano sono concentrate sul loro lavoro e che poi hanno spazio e tempo di vita. Oltre al fatto di risultare un'azienda più attrattiva per i giovani, il nuovo integrativo permetterà la stabilizzazione a tempo indeterminato di oltre 1.500 lavoratori all'interno del perimetro produttivo italiano.
Viviamo in un territorio che soffre lo spopolamento e che ha un tema di calo demografico e l'attrattività di un'azienda e del territorio diventano fondamentali per il futuro. Servizio di Tiziana Bolognani, dopo anni di attesa è finalmente quasi sbloccato l'iter del bypass di Carpanè per la strada statale 47. Si tratta di una galleria di 2 chilometri alle radici del Grappa che dovrebbe proprio cambiare il volto della Val Brenta. Sentiamo la nostra redazione di Bassano del Grappa. La Val Sugana continua a essere un punto nero, anzi nerissimo, della viabilità del Veneto. Una strada progettata in altri tempi per un altro tipo di traffico che si trova oggi a collegare Padova e la Pedemontana Bassanese, 2 territori ad alto tasso di produttività. Che l'infrastruttura non sia all'altezza è sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi vive fra Cittadella, Rosà e Bassano. Per non parlare del tratto a nord della città del Ponte, dove l'arteria si infila nel budello della Val Brenta, trasformando paesi e centri abitati in un delirio di colonne di auto e camion. Un tempo i serpentoni si vedevano quasi solo nelle giornate clou dell'esodo estivo. Oggi, invece, i rallentamenti sono all'ordine del giorno. Ma attenzione, c'è una novità. Fonti autorevoli fanno sapere che è stato sbloccato in modo definitivo il piano del cosiddetto bypass, una galleria lunga 2 chilometri che permetterebbe di superare l'abitato di Carpanè fino alla zona del Merlo, dove le colonne di mezzi pesanti e automobili sono cosa quotidiana, con tutte le conseguenze del caso per la qualità della vita dei residenti e per la sicurezza di chi percorre la statale 47 in entrambe le direzioni. Della galleria si parla da anni, forse da decenni, ma nelle ultime settimane il progetto ha preso un'improvvisa accelerazione. Ne avevamo parlato poco tempo fa con il sindaco di Val Brenta, Luca Ferrazzoli. L'ANAS sta lavorando ad un progetto di ammodernamento. Sono principalmente il bypass in galleria di Carpanè, un bypass corto che è un po' desiderato da tutti perché si sa che quello insomma è il punto nero dei punti neri, e poi un'entrata a San Nazario e alcuni ammodernamenti lungo la statale. Ovviamente è una sorta di restyling. Ecco, ora tutto questo dovrebbe uscire dall'area delle ipotesi e dei piani per diventare un progetto vero e proprio. Le carte ci sono, i soldi pure, e la Val Brenta prende fiato sperando di non mandare giù l'ennesimo boccone amaro fatto di lungaggini burocratiche, smog e traffico. Il Tribunale della Pedemontana bloccato da Vicenza, invece si muove il Teatro dell'Astra, ma c'è chi dice fermate tutto. Sentiamo ancora i nostri colleghi di Bassano. Non si può più aspettare una soluzione che non arriva. La soluzione è solo una, l'acquisto del bene da parte dell'amministrazione, con lo scopo di restituirlo nel più breve tempo possibile alla città. E poi, ancora, mi riservo di esplorare qualsiasi altro percorso utile a mettere in sicurezza il bene e a restituirlo ai bassanesi. Chi l'ha detto? L'ha detto, o meglio l'ha scritto, la sindaca di Bassano Elena Pavan a poche ore dal crollo del tetto del Teatro Astra. Parole che sono finite nero su bianco sui social e che restano più di 2 anni dopo ad aleggiare su una situazione che non è cambiata di una virgola. E quindi Bassano è ancora senza un teatro, l'Astra è ancora là con il suo carico di nostalgia e i soldi promessi dall'amministrazione arriveranno sì, ma alla fine dei prossimi 3 anni e le minoranze insorgono. Vediamo un'amministrazione che mette in bilancio dei soldi che non ci sono per fare qualcosa che non si sa, perché ancora non hanno scelto se proseguire sulla strada dell'Astra oppure immaginare una soluzione diversa per il teatro cittadino. Davvero è imbarazzante aver assistito a 5 anni di annunci ed essere adesso al punto di partenza. Le opposizioni hanno una richiesta per l'amministrazione Pavan e dicono: sull'Astra fermatevi qui. Ormai la credibilità di questa amministrazione, che continua a fare annunci continui su cose che poi non realizza e non realizzerà, arriva anche proprio in zona Cesarini, in un last minute in cui si cerca di risolvere un problema annoso della città che doveva essere elemento di lavoro in questi anni, che invece sono state solo chiacchiere e nulla di fatto. Credo che sia doveroso un atto di responsabilità nei confronti della città. Fermatevi qui, lasciate che sia la nuova amministrazione, qualunque essa sia, a prendere in mano il problema del Teatro Astra e dare una risposta ai cittadini della città di Bassano del Grappa.
La minoranza ricorda come molte altre situazioni in città, non ultima quella legata al progetto di Santa Chiara, abbiano vissuto cambi di visione e di ritmo da parte della Giunta Pavan. Dopo essere andati a braccetto per un paio d'anni con gli attuali proprietari dell'Astra, pensando di portare a casa risultati così con pacche sulle spalle, abbiamo assistito al crollo del teatro e a un nulla di fatto. Adesso sappiamo che hanno chiesto agli uffici di dare un incarico per capire cosa si può fare rispetto al teatro. L'incarico è stato dato, quindi si sono spesi ulteriori soldi pubblici, non c'è ancora la risposta, però sindaco e assessore vanno sui media a dire abbiamo la soluzione. Tutta questa cosa è l'ennesima presa in giro dei cittadini della città di Bassano e la mancanza, ancora una volta, la certificazione della mancanza di idee di questa amministrazione. Come al solito, se la sindaca Elena Pavan o un assessore vogliono replicare, siamo a loro disposizione. Andiamo in pubblicità, altri 2 minuti e poi torniamo con Focus TG. E chiudiamo con Vicenza, che è una città sempre più ciclabile, con 2 milioni di euro per realizzare delle piste nei vari comuni del territorio provinciale. Sono oltre 2 milioni di euro che la provincia ha destinato ai comuni per la realizzazione e la progettazione di piste ciclabili, con l'obiettivo di rendere la bicicletta un mezzo sempre più diffuso e alternativo all'automobile e con l'intento di ampliare la connessione tra piste ciclabili in termini sovracomunali e anche in un'ottica sovraprovinciale, visto che il Vicentino è zona di transito di alcuni tra i principali itinerari cicloturistici a livello nazionale. Serviranno sicuramente a realizzare quello che prima era sulla carta, quindi ciclabili su tutta la provincia di Vicenza. Andremo a compartecipare al finanziamento di piste ciclabili che interessano vari comuni dell'ambito provinciale. Tra gli interventi più corposi c'è il percorso ciclabile tra i comuni di Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Pozzoleone. C'è poi Chiampo, Isola Vicentina per un tratto della Vicenza Schio, la passerella sulla pista ciclabile del Gua a Lonigo, l'itinerario 7 a Montebello, il collegamento tra la Val Liona e Sossano nel tratto di Val Liona. I fondi per le progettazioni di piste ciclabili sono invece destinati ad altri 7 comuni vicentini. È una mobilità alternativa e quindi noi attraverso questi strumenti e questi finanziamenti che l'amministrazione provinciale ha messo a disposizione andiamo ad incentivare alla realizzazione di percorsi alternativi e quindi ad adottare quello che è il piano delle ciclabili, che poi a sua volta verrà fra poco approvato anche dalla regione attraverso il piano del ciclabili regionale, e quindi a creare dei percorsi cicloturistici oltre che anche scuola e lavoro, che andranno sicuramente a servizio dei cittadini. C'è già aria di Natale e sono stati raccolti a Palazzo Nievo a Vicenza centinaia di giocattoli che sono destinati ai bambini ucraini. La generosità dei vicentini non si è fatta attendere. Sono arrivati centinaia di giocattoli a Palazzo Nievo, sede di raccolta dei giochi destinati ai bambini ucraini, promossa dalla provincia e dall'Associazione Energie e Sorrisi di Altavilla, proprio per regalare un sorriso a chi vive tutta la violenza di una guerra che colpisce uomini, donne, anziani e bambini, di cui la scommessa fatta sulla solidarietà dei vicentini che hanno risposto in massa. Raccolta che si concluderà domani, poi il 7 i giocattoli saranno caricati su un camion e consegnati in Ucraina, in particolar modo ad un orfanotrofio. A metà dicembre partirà invece il 43esimo bilico dell'associazione con direzione Ucraina, contenente poco meno di 250 quintali di aiuti umanitari. È particolarmente significativo e importante che diamo un senso vero al Natale, quindi la provincia per pochi giorni diventa centro raccolta dei doni che verranno portati ai bambini dell'Ucraina, quindi in qualche modo diamo un significato al Natale raccogliendo quello che sono i giocattoli che i cittadini della provincia di Vicenza vogliono donare a questi bambini che hanno un momento certamente più sfortunato rispetto a noi, e quindi diamo un messaggio di pace e solidarietà che è molto attinente a questo periodo natalizio.
E sempre a Vicenza un 38enne che era appena uscito dal carcere, è andato in Corso Palladio al mercato di Natale, è entrato dentro una casetta e si è impossessato di molti generi alimentari, è stato pescato dal vigilante, poi arrestato dai carabinieri che l'hanno riportato in carcere. Ed è tutto per oggi, grazie molte ai nostri registi Tony Esposito e Italo Morao, a Nadia Abrazzo. Ci rivediamo stasera a Focus. Focus si conferma il talk più seguito del Nord-Est, anche ieri grandi ascolti per quanto abbiamo fatto e detto ieri sera sui funerali di Giulia Cecchettin. Grazie a tutti, buona giornata, a stasera.